Eder. Mech. Pallister. La criminologa Roberta Abruzzone e il caso Luis da Silva, oltre 300 domande per smascherare le incongruenze di Manuela Bianchi. La criminologa forense Roberta Abruzzone, consulente di parte per Luis da Silva, ha rilasciato dichiarazioni forti e dettagliate nel corso dell'ultima puntata di Ore 14. La trasmissione di Rai 2 condotta da Milo Infante. Abruzzone, da tempo coinvolta nell'indagine come supporto tecnico alla difesa, ha evidenziato con fermezza l'enorme lavoro svolto insieme agli avvocati e al suo team di collaboratori per mettere a punto una strategia che si basa su dati oggettivi, documenti e riscontri concreti. Abbiamo formulato 312 domande per Manuela Bianchi, ciascuna delle quali fa riferimento a una discrasia o incongruenza emersa nella sua ricostruzione dei fatti. Posso assicurare che ogni singola domanda è frutto di un'analisi scrupolosa, condotta partendo da elementi concreti e riscontri oggettivi. È stato un lavoro mastodontico, portato avanti per settimane insieme agli avvocati e ai miei collaboratori, con l'obiettivo di evidenziare ogni anomalia e fornire alla magistratura una base solida di valutazione, ha dichiarato la criminologa durante il suo intervento. Queste oltre 300 domande rappresentano il cuore pulsante dell'incidente probatorio in corso a Rimini, che punta a far luce sulle dichiarazioni rese da Manuela Bianchi in merito a quanto accaduto la mattina del 4 ottobre 2023. Quel giorno, nel garage di Via del Ciclamino, venne rinvenuto il corpo senza vita di Pierina Paganelli, suocera della stessa Bianchi. Le parole di Roberta Abruzzone mettono in risalto il nodo centrale dell'intera vicenda, la presenza di numerose contraddizioni all'interno della versione fornita da Manuela Bianchi, contraddizioni che, secondo la criminologa, potrebbero rivelarsi decisive per comprendere le reali dinamiche dell'omicidio e individuare eventuali responsabilità dirette o indirette. L'analisi condotta dal team dell'Abruzzone mira, infatti, a scardinare ogni punto debole della narrazione fornita dalla donna e a ricostruire, tassello dopo tassello, un quadro più chiaro di ciò che sarebbe realmente accaduto. Ma non è tutto. La criminologa ha inoltre affrontato un aspetto particolarmente delicato, legato alle modalità con cui si sta svolgendo l'incidente probatorio. Noi non abbiamo mai chiesto la posizione di un separé tra Manuela e Luis, ha precisato Abruzzone. Ritenevamo che fosse una misura insolita, considerando la natura del rapporto tra le due persone coinvolte. Questa signora non ha mai mostrato alcun timore verso Da Silva. Al contrario, possiamo affermare che si sia generosamente prodigata nel mantenere viva la loro relazione anche dopo il tragico omicidio della povera Pierina Paganelli. Questa dichiarazione, pronunciata con fermezza, ha acceso un ulteriore dibattito sulla vera natura del legame tra Manuela Bianchi e Luis da Silva, un rapporto che, secondo molti osservatori, potrebbe avere un peso rilevante all'interno dell'inchiesta. La decisione di Bianchi di proseguire nei contatti con Da Silva anche dopo il delitto getta, infatti, una nuova luce sul suo comportamento, sollevando interrogativi sulle sue reali motivazioni e sulla possibilità che abbia volutamente omesso elementi fondamentali per proteggere l'uomo che, come lei stessa ha confermato, ha rappresentato l'amore più grande della sua vita. Nel frattempo, il caso continua a catalizzare l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica. L'incidente probatorio, in particolare, sta diventando una fase chiave per l'intera indagine. Ieri, l'udienza si è conclusa intorno alle 19 e riprenderà questa mattina presso il Tribunale di Rimini. Manuela Bianchi, indagata per favoreggiamento dal 4 marzo, ha risposto alle domande protetta da un paravento che la separava fisicamente da Luis da Silva. Tuttavia, anche dietro quella barriera, la donna non ha esitato a ribadire i suoi sentimenti, pronunciando parole che hanno colpito tutti i presenti in aula. Luis è l'uomo che ho amato di più nella mia vita, una dichiarazione che pesa come un macigno all'interno di un procedimento giudiziario già intricato. Luis da Silva, detenuto con l'accusa di essere l'autore materiale dell'omicidio di Pierina Paganelli, ha ascoltato le sue parole in silenzio, mentre i suoi legali hanno precisato come le domande rivolte a Bianchi abbiano l'obiettivo di mettere in evidenza contraddizioni e aspetti rilevanti, lasciando ogni valutazione finale al giudice.
L'udienza di oggi si preannuncia particolarmente delicata, poiché si discuterà anche la richiesta di scarcerazione di Da Silva, un passaggio che potrebbe determinare svolte importanti in un'indagine che, giorno dopo giorno, sembra svelare nuove zone d'ombra. Il caso resta dunque aperto, con una fitta trama di relazioni, emozioni e possibili reticenze che i magistrati, affiancati da consulenti come Roberta Abruzzone, stanno cercando di districare con estrema cautela. Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive, portando a nuovi colpi di scena che potrebbero riscrivere ancora una volta i contorni di una vicenda tanto tragica quanto complessa. Gli autori dei furti recenti presso la scuola di polizia di via Damiano Chiesa a Trieste rimangono tuttora ignoti, sollevando interrogativi riguardo alla natura piuttosto singolare degli episodi. Infatti, ciò che è stato oggetto di sottrazione comprende effetti personali custoditi negli armadietti destinati ai giovani aspiranti poliziotti. L'inusuale accaduto è stato reso noto dalla direttrice della struttura, la dottoressa Antonella Carnielutti, situata nel vivace rione di San Giovanni e dedicata a Vincenzo Raiola. La scuola attualmente ospita gli allievi impegnati nel 229° corso di formazione. È stato nel tardo pomeriggio del 24 marzo che l'allarme dei furti è emerso, provocando l'intervento della sezione scientifica, giunta sul posto per effettuare i necessari rilievi alla ricerca di indizi utili. Quello che è certo è che dalla questura di Trieste giunge una conferma riguardo l'accaduto. Tuttavia, si mantiene una cauta riservatezza sullo sviluppo dei fatti, preferendo non rilasciare dichiarazioni pubbliche. Trieste Prima, una testata locale, ha fatto vari tentativi per contattare la direzione della scuola, ma per ora non si registrano successi in merito. Il caso contempla diverse possibilità sulle direzioni delle indagini. Da un lato si potrebbe ipotizzare che le investigazioni interne della polizia seguano la pista che porta agli stessi allievi del corso, dall'altro, non si esclude l'opzione che esse possano rivelare la responsabilità di altri individui operanti nella struttura. Mentre il mistero avvolge ancora le dinamiche, la comunità locale è in attesa di ulteriori sviluppi. Il caso dell'omicidio di Émile Soleil, il bambino scomparso in Francia tra il 2023 e il 2024, sembra finalmente giunto a una svolta significativa. Nelle ultime ore, il procuratore di Aix-en-Provence ha annunciato l'arresto di 4 individui, i nonni del piccolo e 2 dei suoi zii. Questi 4 familiari sono stati accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il quotidiano Le Figaro ha fornito un resoconto dettagliato della vicenda, facendo riferimento a un comunicato ufficiale del procuratore. Secondo quanto riportato, il nonno Philippe Vedovini, sua moglie e 2 dei loro figli adulti, ovvero gli zii di Émile, sono stati arrestati con l'accusa di responsabilità nell'omicidio del bambino, che aveva solo 2 anni e mezzo al momento della sua morte. L'arresto è avvenuto il 25 marzo 2025 e rappresenta un significativo sviluppo nelle indagini, che sono state condotte dalla sezione di ricerca della Gendarmeria di Marsiglia. Le indagini continuano con intensità. Il quotidiano Le Figaro ha rivelato che altri bambini della famiglia verranno ascoltati in udienze volontarie per raccogliere ulteriori testimonianze. Gli investigatori stanno inoltre eseguendo operazioni forensi in varie località della Francia, cercando prove che possano consolidare le accuse. Il procuratore ha assicurato che sarà diffuso un ulteriore comunicato al termine delle azioni investigative in corso. La legale dei nonni, Isabel Colombani, ha confermato all'AFP l'arresto dei suoi assistiti ma non ha voluto rilasciare commenti dettagliati, dichiarando: "Non ho commenti da fare, l'ho appena scoperto". La tragica scomparsa di Émile risale all'8 luglio 2023, durante una visita estiva presso la seconda casa dei nonni materni nel villaggio di Haute-Vernet, situato nelle Alpi dell'Alta Provenza. Le ricerche del bambino inizialmente non portarono a nulla di concreto, e solo dopo 9 mesi di indagini infruttuose si giunse a una svolta a marzo 2024, quando il cranio e alcuni denti del piccolo furono ritrovati da un passante a circa 1,7 km dal luogo della sua scomparsa. I funerali di Émile si sono celebrati l'8 febbraio a Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, nel Var, in una cerimonia che ha coinvolto familiari e amici. In un'intervista a BFM TV,
I nonni di Emile avevano espresso la loro disperazione per la mancanza di risposte, dicendo: il tempo del silenzio deve cedere il passo a quello della verità. Non possiamo più vivere senza risposte. Non sappiamo ancora cosa sia successo a Emile. Mentre le indagini proseguono, la comunità e la famiglia restano in attesa di ulteriori sviluppi per fare finalmente luce su questo tragico evento. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.